Una sinergia tra le realtà del territorio per creare una rete di accoglienza diffusa che miri ad offrire la migliore ospitalità possibile ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, in prevalenza mamme e bambini. La conferenza dei sindaci dell'ULSS 2, riunita oggi pomeriggio, va in questa direzione, affidando alle Caritas di Treviso e Vittorio Veneto la definizione di un accordo quadro. Siamo convinti che da un lato questo è positivo sia per quanto riguarda le persone che arrivano, perché si trovano inserite dentro un contesto che le facilita, e dall'altro lato anche quello di mettere in sinergia le forze di un territorio, non delegando questa accoglienza semplicemente alle cooperative o alle istituzioni, ma facendo sentire il protagonismo anche della cittadinanza, delle associazioni, delle parrocchie, insieme alle istituzioni, chiaramente i comuni, i servizi sociali, dentro la gestione di questa emergenza. Un'attività nel breve e medio termine rivolta a queste famiglie con particolare attenzione ai minori e alla possibilità di inserimento scolastico. Un'attività rivolta appunto ai minori, alle mamme, quindi anche all'alfabetizzazione delle stesse all'interno dei nostri territori, e quindi una presa in carico anche dal punto di vista della rete con le associazioni di volontariato del territorio, che passa attraverso questi soggetti che sono appunto le due Caritas del territorio, con le quali abbiamo condiviso fin dall'inizio, unitamente all'azienda sanitaria, anche le procedure e le modalità operative per i nostri cittadini. Per far fronte alle spese, al momento non sono previsti fondi statali come quelli per l'accoglienza nei CAS, ma le due Caritas hanno già avviato una raccolta fondi. Non escludiamo che possano arrivare in un secondo momento. In ogni caso, Caritas, sia di Treviso che di Vittorio Veneto, ha avviato una raccolta fondi e anche i comuni ci sostengono in questa raccolta fondi. Quindi contiamo con questo budget di arrivare, non dico a farci carico completamente, ma senz'altro a sostenere le utenze e tutti i servizi collegati a questo tipo di accoglienza. Chiaramente è una risposta emergenziale di questo momento, in cui ci facciamo un po' garanti di questa prima accoglienza con le risorse necessarie, poi sarà anche da strutturare nel tempo con le istituzioni.